Ecco che si va perfezionando l'allineamento. Anche Alfonso Red si è messo dietro le ali dell'autostarter. I cavalli nel rettilineo davanti alle tribune. Fra poco lo starter darà la partenza, eccola, c'è per la prima posta, parte in testa con il numero 4 New Fianover, apparizione in seconda posizione, poi segue con il numero 2 immediatamente a ridosso Alfonso Red. Ha preso la testa con il numero 4, l'avete visto, New Fianover, dietro di lui, dietro New Fianover, apparizione, Alfonso Red è in terza posizione, Alfonso Red in terza posizione, eccoli, vediamo fra poco al termine di questa curva sul rettilineo. Vediamo ancora al comando in quest'ultimo passaggio New Fianover, apparizione, Alfonso Red, Noble Chanson, e avete visto come è uscito dalla lotta il favorito a Todd Moe. Ecco ancora in avanti New Fianover, mentre i fischi che avete sentito sono per a Todd Moe, che ha rotto subito dopo la partenza. New Fianover con il numero 4, in seconda posizione c'è apparizione. Ecco ancora New Fianover, apparizione, e Alfonso Red con il numero 2 in terza posizione, quindi Noble Chanson. New Fianover, apparizione, Alfonso Red e Noble Chanson nelle prime 4 posizioni. Siamo sul rettilineo finale. Ecco ancora New Fianover, apparizione in seconda posizione, New Fianover attaccato da apparizione, sembra resistere, resiste, vince con il numero 4 New Fianover, dovrebbe aver preceduto apparizione secondo, e per la terza posizione Alfonso Red, ma c'è probabilmente l'errore di Alfonso Red. Comunque per i primi 2 posti senz'altro la vittoria di New Fianover, che ha preceduto